Oggi vi parlo di un prodotto nuovissimo, ha 35 anni, è nato nel 1990, si chiama Spatola Stucchi ed è un prodotto innovativo ma che nasce dalla cultura veneziana nel tradizionale settore degli stucchi lucidi. Quindi viene dal 1500, ci riferiamo a quella tecnologia. È stato modificato e adeguato alle attuali necessità e colorazioni e rapidità di posa. Quindi l'abbiamo cambiato, modificato. Oggi non si fa più come nel 1500. Con 2 passaggi, e questa è la novità che vi presento oggi, con 2 passaggi lo finiamo, lo tiriamo lucido. Spatola Stucchi è un rivestimento assolutamente ecologico e non contiene solvente. Totalmente traspirante, contiene solo il 2% di resina, lo fa un prodotto eccezionale. È un marmo, l'effetto finale è un marmo, al tatto è bellissimo ed è completamente traspirante, assolutamente adatto alle necessità di sostenibilità attuali. Spatola Stucchi è vivo, è fatto di calce, prodotti naturali, e naturale non è mai uguale neanche a se stesso, perché viene applicato da mani sapienti, artigianali, che mettono il proprio talento e fanno di ogni parete un'opera d'arte. Oggi vi faccio vedere 2 applicazioni, Spatola Stucchi Highlight e Spatola Stucchi Classico. Per entrambe si parte con l'applicazione del Primus Sabbia. Quindi abbiamo modificato la formula e mettiamo il Primus Sabbia, non più il Primus naturale. Adesso Paolo vi farà vedere l'applicazione di Spatola Stucchi Highlight. Allora, adesso facciamo vedere l'applicazione Spatola Stucchi Highlight, è un effetto un po' più moderno, quindi faremo un disegno leggermente verticale. Partiamo subito dalla prima mano con l'applicazione verticale, quindi posiamo il prodotto e lo tiriamo. Questa lavorazione di prima mano si ripercuote poi sulla seconda mano, perché quando andremo a compattare, lo vedremo, le 2 applicazioni si sovrappongono e danno un disegno molto profondo, dà questa idea di profondità. Un marmo disegnato leggermente in verticale con diverse venature. Allora abbiamo finito la parete, come vedete, quando asciuga noi cominciamo a vedere delle macchie che mi dicono che in questo posto c'è un pochino meno prodotto. Allora questa nuova formulazione di Spatola Stucchi ci permette di ritoccarlo, di aumentare, di compensare. Quindi adesso Paolo ci fa vedere a riempire questi vuoti, così che noi nella seconda mano avremo una superficie perfettamente liscia e omogenea. Benissimo, abbiamo finito la parete di prima mano di Spatola Stucchi Highlight. Questo è lo stesso colore, quindi da bagnato è così, da asciutto è così. Non vi spaventate quando trovate il prodotto bagnato così, perché poi, essendo completamente naturale, tutta calce e polvere di marmo, il colore tende a schiarire quando asciuga. Adesso passiamo all'applicazione invece classica, quindi il modo in cui nel 1500 applicavano era così. Ma adesso noi la facciamo in un modo molto più semplice, partiamo come ho detto dal Primus Sabbia e con 2 passaggi lo finiamo. Vi faccio vedere il primo passaggio.
Ecco, in questa applicazione facciamo tutto un altro movimento e la cosa che è importante è incrociare, quindi prima applico in una direzione, stendo e applico in una direzione, poi stendo e applico nella direzione contraria. In questo modo avrò una superficie liscia e questi disegni che poi si riporteranno nella seconda mano. Allora, anche in questo caso, come prima, questa nuova formula ci permette di andare ancora a ritoccare il prodotto. Quindi, se abbiamo delle aree che ci siamo dimenticati o siamo stati scarsi, oppure il muro ha qualche avvallamento, questo è il momento per andare a ritoccarlo e passare ancora con un po' di prodotto. Ecco, i pannelli sono asciutti, schiariti, hanno perso il colore dell'umidità, abbiamo visto prima erano molto scuri, adesso sono schiariti. Noi dobbiamo arrivare a questi due effetti, l'effetto highlight, che è questo, e l'effetto classico che è lì. Adesso non si vede niente, ma dentro in questa prima mano c'è già l'imprinting di questo disegno che andremo a ripetere con la seconda mano. Ora dobbiamo fare una seconda applicazione, praticamente uguale alla prima, ma andremo a compattare, a lucidare in un modo particolare, che è molto importante, vi facciamo vedere. Un altro dettaglio fondamentale è la qualità della spatola. Questo filo devono essere perfetti, perché quando andremo a lucidare, se ci saranno dei difetti, li troviamo sulla nostra superficie. Vi faccio vedere. Ecco la magia. Dopo aver applicato il prodotto abbiamo lucidato, compattato e abbiamo questo effetto marmoreo. Perfetto, finito e lucidato, resta umido quindi ancora bagnato, quando asciuga finirà così, quindi una tinta unita con un bel disegno verticale molto stilizzato, perfetto per ambienti di design. Adesso andiamo invece sul classico, quello che noi chiamiamo classico, è il disegno tradizionale che avevamo nel 1500, nel Rinascimento, lo facciamo con quel movimento che abbiamo visto prima, un'altra mano con questa sovrapporre il prodotto e poi lucidare, e vi facciamo vedere bene, lucidare anche qua. Allora, qui dobbiamo spiegare la lucidatura. Con soprattutto che light nessun problema, qua ci vuole un po' di tecnica. Quindi applichiamo prima un po' di prodotto, lo lucidiamo, ma lasciamo una parte non lucidata. Poi andiamo a stendere il prodotto qua e lo apriamo e poi lo chiudiamo sopra la parte già lucidata. Questo fa in modo che non ci siano giunte e diventa un muro completamente perfetto e senza macchie di nessun tipo. Bene, spatola stucchi è finito, come vedete asciutto, non abbiamo più macchie di umidità, quindi questo è un prodotto finito, completamente traspirante e lo possiamo avere in tutte queste colorazioni e in questi due tipi di applicazione. Cosa possiamo fare di più? Lo possiamo proteggere, cioè lo possiamo rendere più lavabile, più resistente, più lucido.
Ci sono due strade, quella che consiglio è quella della cera d'api, che è una protezione totalmente naturale, è una cera proprio d'api che abbiamo predisposto per fare questa lavorazione. Ve la faccio vedere. Poi c'è anche la soluzione del vetro satinato quando fosse davvero necessario avere una totale resistenza. Ma vi faccio proprio vedere come funziona la cera d'api. Vediamo l'applicazione. Ecco, dopo aver steso la cera aspettiamo qualche minuto e poi con un panno asciutto andiamo a dare l'ultima lucidata. Vediamo. Ecco, ho messo questo nastro per fare un test interessante. Qui vediamo esattamente la differenza estetica e di touch, di tocco con cera e senza cera. Il touch è meraviglioso in entrambi i casi e l'estetica un pochino diversa. Questa è la soluzione per chi ama l'assoluta traspirabilità, naturalità, e questa è la soluzione per avere una buona protezione. Adesso vi faccio vedere con i vostri occhi come si manifesta questa protezione. Bagnando la parete, qui vediamo che c'è un totale assorbimento perché traspira, mentre qui vediamo che abbiamo creato una barriera naturale che genera l'idrorepellenza. Difatti vediamo che ci sono dei piccoli assorbimenti, ma abbiamo una buona protezione. Quindi se io vado con una tazzina di caffè, che è il peggio del peggio, lo butto su questa parete, qui non verrà assorbita, passo un panno e lo asciugo. Se butto la tazzina di caffè qua, verrà assorbita, quindi non mettete questa spatola stucchi dove bevete il caffè. Detto questo, questa parete tra 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni la laviamo con il nostro detergente naturale, torna nuova, ripassiamo la cera e noi abbiamo una parete sempre nuova. Questo dà a questo prodotto una durabilità praticamente infinita. Ci si stufa di averlo in parete. Ecco, adesso questo lo lasciamo asciugare, facciamo il test su spatola stucchi, applicazione classica. Quindi qui abbiamo visto l'applicazione verticale, adesso andiamo sull'applicazione classica. Abbiamo visto, prima si faceva in 3 mani, adesso con il primer sabbia lo facciamo in 2 mani e lasciamo questo spazio naturale e mettiamo qua la cera e anche qua facciamo lo stesso test. In sostanza, la caratteristica unica di questo prodotto è un prodotto assolutamente naturale, polveri di marmo, minerali, non contiene alcun tipo di solvente, 2% di resina, quindi è un prodotto eccezionale. Posso decidere quanto lo voglio traspirante e quanto lo voglio lavabile e ha una durabilità infinita. Questo è il top di questo prodotto. Allora, un marmo liquido, una storia di almeno 500 anni da Venezia, si chiama stucco veneziano, infatti, rappresentato qua in 169 bellissimi colori. È il mio prodotto preferito. Ciao!